degli Azzellini, follia e morte nella Marca, 19enne di Riese senza patente, fuori di sé, rapina 3 donne delle loro auto, provocante 5 incidenti lungo le strade, pensionato in bici travolto e ucciso, i carabinieri bloccano il bandito che aveva speronato una gazzella ribaltandola. Volevo salvare il mondo e poi grida sconnesse, il delirio del 19enne subito dopo l'arresto in centro a Onè di Fonte, tensione altissima con i presenti che hanno cercato di picchiarlo, i testimoni sembrava strafatto. Il 67enne Mario Piva di Lodi è stato travolto in bici mentre si trovava con la moglie, la rabbia del sindaco di San Zenone, giornata buia causata da un delinquente assassino. Il racconto del comandante dei carabinieri di Castelfranco su quegli attimi concitati, tutte le pattuglie sono state convogliate sul posto, siamo stati speronati ma l'abbiamo fermato. Omicidio di Abano, convalidato il fermo della fidanzata di Mattia Caruso, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per la ragazza che ai giudici ha ribadito «Ho agito per difendermi». Oggi il primo giorno senza obbligo di mascherine su bus e treni, la soddisfazione dei veneti, ma in molti resta la prudenza visto l'aumento dei contagi. Il voto centrodestra alle regionali 2025, il risultato delle politiche non è la Bibbia sulla quale basare un accordo, così il commissario della Lega Trevigiana Boff, la replica di Fratelli d'Italia, il braccio di ferro è già iniziato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con una giornata da Far West in Pedemontana. La folle corsa a bordo di 3 auto rubate in successione da parte di un 19enne senza patente, l'uccisione di un ciclista di 67 anni di Loria e poi lo speronamento di una gazzella dei carabinieri. Il giovane di Riese è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio e rapina. La cronaca di questa folle giornata nel nostro servizio d'apertura. Papà, non sei matto, non avrete più notizie di me e capirete che è la fine del mondo, siete sotto il sistema. Guardate come adesso mi portano via perché non vogliono che parlo. Ok? Non avrete più notizie. Ragazzo di 19 anni, 19, distrutto di macchina. Non avrete più notizie di Quintino e capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te! Noi non vogliamo sapere niente di te! Ma che sei? Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succederà? Ma la macchina della signora che ha fatto la vita! Tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Ma vai! Ammazzatelo! Quello è me! Ragazzi! Ma anche tu! Ragazzi, salvate Alex Quintino, mio fratello è come me, Stefano Quintino, Barbara Casolà, ma soprattutto Lupin! Il casino è fatto. Ma scusa. Lupin! Guardate! Io non voglio fare il mondo! Io non voglio! Mettiti ma Macerano! Allora, è noi che abbiamo il costo. Sappiamo noi! Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Va bene. Vai con loro, bisogna curare il cambio, non sarà problema. Vai con loro. Vai! Io sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani. Io volevo salvare. Mettiti in macchina. Io volevo salvare. Vedi qui. Guarda. E avete capito, questo era il video shock con i momenti di tensione vissuti subito dopo il fermo del 19enne. Alcuni presenti hanno cercato di picchiarlo mentre il giovane assassino lanciava grida sconnesse. E adesso lo shock proprio ad Onè di Fonte, dove si è conclusa la corsa del 19enne che ha causato ben 5 incidenti, di cui uno, lo abbiamo detto, mortale. Testimoni impressionati dalla carambola e dalle condizioni del ragazzo.
Vallà di Riese, San Vito di Altivo, Leonè di Fonte è la geografia della mattinata di ordinaria follia vissuta in Pedemontana, dove un ragazzo di appena 19 anni di Riese Pio X ha rubato 3 auto, una dopo l'altra, dandosi a una sciagurata fuga nei centri abitati, culminata nell'investimento e nell'uccisione di un ciclista di 67 anni di Loria, Mario Piva, in passeggiata con la moglie. Il responsabile, Steve Quintino, piccoli precedenti alle spalle, mai conseguita la patente, ha concluso in centro a Onè la tragica scorribanda speronando e facendo ribaltare sulla carreggiata la gazzella dei carabinieri e gridando mentre lo portavano via di voler solamente salvare il mondo. Fuori di sé il giovane ha rubato la prima auto poco dopo le 9 di questa mattina a Vallà. Non è chiaro se armato o solamente minacciando a voce la conducente. Con l'Honda Civic ha imboccato la provinciale ed è finito fuori strada ad Altivole, ha abbandonato la vettura e ne ha rapinata un'altra, una donna che si recava in farmacia. Con la sua Audi ha ripreso la fuga. Tutto il dispositivo immediatamente attivato dai carabinieri con l'impiego di varie pattuglie che stavano svolgendo il servizio di controllo del territorio si è spostata verso la zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Iselini. Lì purtroppo l'autovettura in fuga, l'Audi, condotta da questo soggetto, ha investito un ciclista che stava appunto insieme alla moglie facendo una passeggiata in bicicletta. Aver ucciso il ciclista non è bastato a farlo desistere. Quintino ha ripreso la corsa, è arrivato in centro a Onè di Fonte, è piombato su un camion e altre 4 vetture. Un breve tratto a piedi, quindi si è fatto consegnare una terza macchina da un'altra donna ancora, una Ford Ka. E a quel punto si è diretto verso l'esterno del paese di Fonte, dove è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Asolo che ha speronato. La macchina, come potete vedere, ha subito il ribaltamento sulla strada, però fortunatamente 2 militari che sono rimasti incolumi sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a bloccare il soggetto prima che riuscisse a darsi la fuga a piedi. Trattenerlo non è stato facile, neppure impedire che i testimoni lo aggredissero. È stato sedato dai medici del 118 che sono giunti sul posto. Le grida, le lacrime, le scuse, il delirio nelle parole del ragazzo proveniente da una famiglia già seguita in passato dai servizi sociali, mamma lasciata sola dal marito, 3 figli da crescere, il più piccolo dei quali, Steve, finito sulla cattiva strada. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di sostanze e per questo all'ospedale di Castelfranco è stato sottoposto agli esami tossicologici. È stato dimesso nel pomeriggio e ora sarà condotto in carcere. Ha riportato una prognosi di 10 giorni per le contusioni. A Fonte decine di uomini tra carabinieri, polizia stradale e polizia locale presenti, il comandante provinciale dell'Arma Massimo Ribaudo e quello della Polstrada Simone Morello. Quanto alle accuse formalizzate a carico del ragazzo, è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio nei confronti dei carabinieri e rapina. Ci sono 2 comunità in lutto, quella di San Zenone e quella di Loria, dopo che il bandito fermato a Fonte questa mattina ha travolto e ucciso il ciclista 67enne davanti agli occhi della moglie. Scene da film, ma questa volta di finzione non c'è proprio nulla. Anzi, c'è una famiglia devastata, distrutta, dopo che Steve Quintino, il 19enne di Riese Pio X, ha travolto e ucciso Mario Piva, 67enne in pensione che viveva a Loria, prima di portarsi a Fonte, dove ha provocato un disastro. Piva si trovava a San Zenone lungo via Marini per un giro in bicicletta assieme alla moglie. Un sabato mattina come tanti, trasformato in incubo, quando Quintino, alla guida di un'auto rubata poco prima, ha tamponato ad altissima velocità il ciclista davanti agli occhi della compagna del 67enne che ha assistito alla scena totalmente impotente, vedendo il marito fare un volo di decine di metri per poi piombare sull'asfalto privo di vita. L'omicida sarebbe tornato indietro per vedere cos'era accaduto, poi avrebbe continuato la sua corsa folle verso Fonte. Immediato l'arrivo dei soccorsi a San Zenone lungo la provinciale che conduce alla frazione di Carainati. Sul posto polizia, carabinieri, agenti della locale, protezione civile. La strada è stata bloccata per ore. Una vicenda che ha scosso le comunità di San Zenone, dove Mario Piva è stato ucciso, e di Loria, dove la vittima viveva, e i sindaci hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Una tragedia accaduta in una delle strade più pericolose del nostro territorio e con una dinamica davvero agghiacciante. Un plauso però alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente e hanno già assicurato alla giustizia questo criminale, questo assassino. Sono passato a salutare la famiglia, chiaramente non ci si rende ancora
conto di quello che è potuto accadere, proprio non si hanno spiegazioni per una tragedia di questo genere. Capisco che in questo momento il dolore, e anche se posso dire, visto come si è svolta la tragedia, la rabbia, possa anche sopravanzare altri sentimenti, però la nostra vicinanza deve essere chiara a tutti i familiari, a tutte le persone e agli amici che volevano bene a Mario. Voltiamo pagina, continuiamo con la cronaca, ma torniamo all'omicidio di Mattia Caruso. Convalidato il fermo di Valentina Boscaro, la fidanzata di Mattia. Per lei domiciliari e braccialetto elettronico. Oggi era il giorno della convalida del fermo per Valentina Boscaro, la rea confessa dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. In mattinata l'interrogatorio del GIP Beatrice Bergamasco alla presenza del suo legale Nicola Guerra e la decisione è stato convalidato l'arresto. Il giudice, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio, durato circa 2 ore e mezzo, Boscaro ha confermato la sua versione dei fatti, affermando di aver agito utilizzando il coltello a serramanico del ragazzo per difendersi dall'ennesima sua aggressione e di non aver avuto l'intenzione di ucciderlo. Intanto l'autopsia sul corpo di Mattia avrebbe rivelato che la morte è arrivata per una coltellata che ha colpito direttamente il cuore, come peraltro avrebbe raccontato la stessa Valentina agli inquirenti nel quarto interrogatorio dopo il delitto. Intanto la madre di Mattia è intervenuta sulla decisione del giudice che ha decretato gli arresti domiciliari per la ragazza. Era innamoratissimo di lei, dice la donna, anche se ogni tanto litigavano, e mentre io ho perso un figlio, aggiunge, lei è a casa e non in carcere. Sono un europeista, ma se dall'Unione Europea non arrivano risposte dobbiamo salvarci la pelle da soli, come fa la Germania. Così il presidente di Azindustria Veneto Centro ieri ad un convegno di giovani industriali a Stra. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento, ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno, e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate. Poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre e quindi con misure strutturali per anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas. Stop da oggi all'utilizzo delle mascherine a bordo di bus e treni, ma ancora un mese di proroga per ospedali ed RSA. E allora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Da oggi non servono più, cosa ne pensate? Bene, sono contenta. Era ormai tempo di cambiare. È una buona cosa, perché io, che vado ancora a scuola, vado in quinta, in classe comunque senza mascherine, tutti ammassati, quindi se entrambi ce l'avevi non cambiava tanto, quindi secondo me è una buona cosa. Meglio così. Lei si respirava più dentro in treno. Guardi, la mia mamma le porterà sempre in autobus. Io le porto sempre. E non smetteremo di portarle sui mezzi perché secondo noi sono utili e proteggono. Anche nei supermercati.
Siccome non disturbano per fare un viaggio breve, non vedo perché le persone anche più esposte non debbano poter proteggersi. Per conto mio sì, dovevano allungare perché è impossibile con questi contagi che ci sono. Per conto mio, dopo non so cosa dici. Io sono d'accordo, anch'io, dovevano prolungarlo un po', almeno negli autobus, nei treni, aerei. Non vado mai, però insomma dai, come si fa? Un ambiente chiuso così, bisogna averla. Io sì, mi proteggerei. Secondo me è giusto che ci avviamo anche verso la normalità, però è anche corretto che la gente che vuole tutelarsi la continua a mantenere senza però l'obbligo, diciamo, di averla. Meglio continuare. E nelle RSA e negli ospedali che invece si manterranno? Quello è giusto così. E lì deciderà chi ha la possibilità di valutare meglio la situazione. Non è preoccupata dalla risalita dei contagi? Un pochino sì, in effetti ci sono già molti casi, ci stiamo avvicinando verso l'inverno, quindi è probabile che ci risia. Poi non usciamo più, il problema è questo, quindi però un po' di speranza ci vuole sempre. Siamo alla politica, il risultato delle elezioni non è la Bibbia sulla quale basare un accordo. Così il commissario provinciale della Lega, il neodeputato Boff, durante la nostra prima edizione parlando dell'esito delle politiche, delle elezioni regionali in programma nel 2025, ospite insieme al coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, e il braccio di ferro per Palazzo Balbi pare già iniziato. Adesso tutti diventano improvvisamente, dimenticano il passato, però in primis vorrei ricordare che noi abbiamo un risultato delle politiche che è il risultato delle politiche, però se questo ragionamento valesse noi avremmo fatto valere fino a ieri il risultato delle regionali del 2020, cosa che invece non è stata, nel senso che ci si sedeva al tavolo e si ragionava, quindi non è il risultato, ogni risultato elettorale va tenuto in considerazione, ma non è l'ultimo risultato elettorale, non è la Bibbia con il quale si scrive il nuovo accordo. Le elezioni non sono la Bibbia, ma sono una cartina tornasole, quindi è evidente che se ci ricordiamo la Lega, adesso magari Gianangelo può dire, quando prese la regione penso avesse il 7%, non vorrei dire una cifra sbagliata, ma non tanto di più, quando poi Zaia fu candidato presidente. Siamo la regione d'Italia che però ha preso più di tutte per Fratelli d'Italia, quindi oggi noi siamo la regione che fa benchmarking per tutte le altre regioni. Con i tempi belli e i tempi brutti, ma il Veneto è sempre stato comunque riferimento per la Lega, e soprattutto la provincia di Treviso e il Veneto è stato di riferimento per la Lega perché i consensi maggiori ci sono sempre stati in Veneto. Sì, ha ragione, poi è la politica, come dice lui, cicli. Ci sono questi sindaci, questi militanti che stanno passando verso Fratelli d'Italia? Ma io non li vedo sinceramente. Io sono sempre stato iscritto alla Lega quando la Lega era al 3-4%, quando la Lega ha avuto i successi delle europee, cioè non è il risultato di una elezione o il momento all'interno di un partito che determina di un'appartenenza. Vedo circolare nomi che hanno poca attinenza con la realtà. Dopodiché io ricordo anche a tutti che la politica è un esercizio ciclico. Quindi chi oggi cerca l'onda più alta di tornata elettorale in tornata elettorale si trova sempre sotto l'onda, mai sopra a cavallo. Quindi per stare a cavallo dell'onda devi rimanere sempre sulla tua tavola. Se salti di tavola in tavola rischi di finire sotto l'onda. È innegabile che ci siano in questo momento molte simpatie nei confronti di Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia prima non è un taxi sul quale si sale per ottenere qualcosa che non si è ottenuto prima o per pensare di arrivarci più facilmente. Non è che si entra pensando che entro oggi perché forse con Fratelli d'Italia ottengo una posizione personale che mi porterà più velocemente a diventare qualcosa. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Ponte di Piave, dove ieri sera si è svolto l'evento dal titolo Prospettive, talenti, resilienza e progetto di vita, all'insegna dell'inclusività tra arte e karate.
Sport, talento, prospettive di vita sono gli ingredienti di una serata andata in scena a Ponte di Piave all'insegna dell'inclusività. Protagonisti gli atleti di parakarate della SD Club Karasava, che nel 2015 ha dato vita al progetto Disabilmente con appena 6 ragazzi disabili, cresciuto anno dopo anno. Oggi il corso ne conta 40. Come fare per contattarvi? Allora, per contattarci abbiamo il sito internet della SD Karate Club Kanazawa oppure Facebook e lì trovate anche tutti i dati per contattarci. Gli atleti si sono esibiti di fronte al pubblico con alcune mosse di karate. Insieme a loro anche il dottor Roberto Rigoli, con un passato da karateka, che per l'occasione ha rispolverato il suo kimono e la cintura nera. Allena questi ragazzi al movimento, allo stimolo, all'aggregazione. Cioè, ci sono un sacco di componenti che li fanno star bene. Sono contento cosa sto facendo. Questo è molto bello. Mi piace il karate, un po'. Sono felice per i ragazzi che sono bravi, bravissimi. La serata è stata l'occasione per la presentazione del catalogo prospettiva di un pittore e delle opere di Armando Berselli. Anche per le persone non udenti è stato possibile seguire tutto l'evento grazie alla lingua dei segni. Ancora una volta arte e sport diventano strumenti di inclusività. Lo sport è una delle arti, insieme alla pittura, alla scultura, alla danza, al teatro, che aiutano la persona a esprimere al massimo i propri talenti. Diventa un momento di aggregazione, un momento di crescita, ti dà la qualità della vita, ti permette di far esprimere i talenti che ognuno ha e deve trovare le occasioni per poterlo fare. Presenti sugli spalti molti sindaci trevigiani per seguire l'evento, al quale ha partecipato anche l'europarlamentare Rosanna Conte. Ognuno ha delle abilità, sta a noi metterle in atto e costruire un abito su misura che è il loro progetto di vita con la compartecipazione di tutti. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Tra la penisola iberica e il Nord Africa si configura una vasta area di alta pressione che garantirà bel tempo e anche un rialzo termico sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 2 ottobre evidenzia un contesto stabile. Tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili addensamenti ma innocui. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, specie su pianura e costa, variabile sulla zona montana con più nubi ma sempre senza piogge. Temperature minime sugli 11-16 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato con qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 9-12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.